Buongiorno, è dal Production Isole Sparse Renato De Paoli. Oggi è domenica 22 maggio 2011, sono le ore 8:22. Visto che ieri non sono riuscito a sfogliare questo libro di studi di lingua e di grafemi veneti, lo facciamo oggi velocemente, pagina per pagina, il lavoro di 5 anni. Ecco, grafemi avvicinati alla lingua greca, grafemi veneti avvicinati alla lingua greca, da Isola Russa a est, il greco maiuscolo, i testi originali, l'origine etrusca, la lingua venetica a Vicenza nel lapidario bellissimo di Giovanni d'Aschio, la somiglianza della grafemi dell'alfabeto atestino, padovano e anche quello vicentino. Lo studio dell'omografia, M che assomiglia a U, E che assomiglia a S, M che assomiglia a M, appunto, l'omofonia e l'omografia, D e Z assomigliano, omografia, P e L si assomigliano, e poi la grande problematica della XZT nella lingua veneta. Qui invece abbiamo fatto dei confronti tra grafemi veneti e grafemi greci, c'è una grande somiglianza e una grande facilità di traduzione tra il greco e anche l'italiano, quindi bisogna avvicinarsi agli originali greci, allora la traduzione viene facilmente, ma finora ne abbiamo avuti pochi. Questi sono gli stilo, ovvero i bulini che servivano per incidere, e qui abbiamo fatto degli studi sulle isole venete fino a Corcira, Corfù, Spalato ed Epiro, e poi c'è un testo di prosdocili molto intenso, difficile da comprendere in una mano, che è utile per vedere a che punto sono gli studi. E qui abbiamo fatto degli altri confronti, dei tentativi di trascrivere con delle leggere cambi di grafema, e vediamo che saltano fuori delle parole che sono facili da comprendere: zeno, seno, zeno, ava, ava, ava. Ecco, qui abbiamo visto, è dal 2005 e ci alleniamo questa scrittura, ma a tutt'oggi grandi passi avanti anche in testi non sono stati fatti. Abbiamo studiato un po' i pellegrini e poi abbiamo inserito i sette mari veneti, questo lavoro, e abbiamo trovato una ricorrenza che è donasti, dono, dono, donasto, che ancora adesso si usa, metodo nasto, mentre i linguisti non vogliono sapere che la lingua si sia mantenuta anche oggi, invece qualche origine e qualche affinità c'è. Metodo nasto, metodo nasto. Poi con qualche digressione storica sugli Argonauti, 1591, città Micenea. Poi qui abbiamo fatto degli altri confronti, monasterio, è la lettura di una pietra, e qui
qui abbiamo tentato di declitterare la famosa stele o fiera qui a Vicenza, al museo di Vicenza, Santa Corona, l'Ax Venex, e poi questi sono gli ausili didattici a cui mi sono appoggiato. Ci sono 16, facevano una tavoletta fatta di 16 per 11 e vi inserivano tutte le lettere. 4 lettere erano vocaliche, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, O, E, A, questa era una C, forse non è vocalica, ma che usciva aceo, e poi tutti i suffissi venivano cambiati: baceo, daceo, iceo, liceo, laceo, maceo e via, come si fa oggi. E la fatica di scrivere, diceva il poeta, e altri studi sempre su da Este, la famosa più bella alfabetiera che esista, qua studiata in tutte le maniere, dove da una parte ci sono le lettere e dall'altra gli esercizi, ovvero prima si imparano le lettere, poi ci siamo e poi si fanno gli esercizi. Poi abbiamo studiato un po', siamo riusciti a leggere qualche passo della lingua venetica, Pellegrini e Posdocimi, edito dal 67, tutti i 2 poesie all'Università di Padova, e poi ci siamo avventrati nel tentativo di leggere la lastra di bronzo che c'è a Este, ma possiamo dire che la didattica che fanno i Venezia Littrix sono la più efficace di tante altre cose. Ecco ancora un'altra ricerca, la mia ricerca che dura ormai dal 2005 sulla pietra di Vicenza, l'Ax Venex, famosa, ormai diventa la pietra miliare della scrittura venetica, trovata, non si sa bene se è isola vicentina o sul Monte Perico a Vicenza, in località Bericopoli, di proprietà del marchese Gliceri, presso Santuario, rinvenne in ciotolone con iscrizione Paleoveneta, pietra di custodia al Museo Civico di Vicenza Lapidario, recensita da Pauli, Alpilasche, Forsheim, Cordeon Sillogico, iscrizione venetica, e Johnson Conway. Ecco di nuovo l'alfabeto di prima, con una delle prime iscrizioni, saremo messa invece nel sito De Paoli, pdvt.com, e sulle tracce di macchine, ormeggi, installazioni portuali e fluviali, in quanto l'antico Veneto era completamente una laguna. E questo invece è il lago magnetico, interpretato da me. Secondo me questa è una bussola fatta nel periodo pre-levitico, tratto dai disegni di Maria Gimbutas, lei data 6.000-3.000 a.C. Questo è una chiave di lettura formidabile per ridatare tutta la storia. È un
piccola biografia del sottoscritto, René Gasparè, in italiano e in tedesco. Altri studi, altre ricerche, altre visite ai musei, ormai il museo di Este con questa lamina importantissima, sottovalutata dagli studiosi, deve essere una chiave di lettura formidabile, ma tutt'oggi è poco, questa l'abbiamo già vista, l'alfabetiere della Stipe di Baratella, e poi abbiamo le iscrizioni cosiddette di Leoponzio a Isola Rizza. Isola Rizza però non le abbiamo mai viste in originale, allora in fianco abbiamo messo un esercizio di costruzione dell'alfabeto proveniente da Este. Isola Rizza nel veronese, la scrittura. Poi abbiamo fatto gli studi su come andava la scrittura, che era cosiddetta una parolaccia bustrofelica, invece era una scrittura che girava intorno da sotto a sopra, poi girava a destra, poi riprendeva da sotto a destra, a sinistra, non aveva una regolarità come l'abbiamo noi, anzi era una regolarità anche migliore della nostra, ma insomma. E poi l'onomastica, abbiamo dato un'occhiatina anche al tema dell'onomastica e alla toponomastica, e quindi i toponimi Isola Rizza, Isola della Scala, Isolella, Isolana, le famiglie Isole, Isoli, che sono diffusissime nel veronese e anche fuori dal veronese, attestare che questa civiltà, questa cultura, questa scrittura veniva fatta in luoghi acquatici. Este, Padova, Meduaco Minor, Meduaco Maior, la tabula italiana e non ultimo nel tempo della Dea, che è la nostra guida. Ecco, poi iscrizioni brevi, dicono gli studiosi, con nome del defunto e la dedica, e poi venivano messi come termini. I termini, cioè come adesso quando si pianta il confin, si mette il termine ed erano sacri, come i sacri adesso, termino, latino. Va bene? Ecco le località più care al sottoscritto: Pare, Isola, Villa Fontana, Venera e gli altri paesi divisi da Napoleone. Ecco un altro esercizio fatto dal sottoscritto, che ormai conosce bene come si forma la lastrina, quella divisa, negli esercizi e poi nella scrittura. Poi qua abbiamo un lavoro tratto da Regge Venete, dove abbiamo tentato di tradurre queste parole con la grafema venetico, perché poi più ci si allontana dal grafema venetico più diventa complicato capire parole, mentre se si resta sul grafema è abbastanza facile, sono 20-22 versini grafici, 25 anche somiglianti a quelli attuali, quindi restando lì sull'originale si arriva prima. Invece qua tutti i grafemi italici portano lontano. Invito gli studiosi o chi interessa a dedicarsi a questo. Ecco qua degli altri cipi e degli altri tentativi di interazioni. Siamo arrivati a trovare tridentum, trevenzo, acqua, dava tre dentro, veniva tre fiumi, e trivenzo, prevenzuolo, e questo invece
è un